Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a delle amicizie che mi hanno chiesto, appunto ricollegandomi sempre al discorso di ieri di questi partigiani, di questi alpini, insomma cos'era successo dopo la guerra. E qui bisogna fare un appunto perché c'è la storia ufficiale, no? Che noi siamo stati liberati. Poi c'è la storia vera degli alpini che io adesso prendo per esempio sempre gli alpini perché sono stati uno dei più grossi corpi delle forze armate italiane che ha subito perdite proprio perché aveva la responsabilità e si sentiva responsabilità di difendere il suolo italiano, no? Ciao Lara, ciao Anna Maria, grazie di esservi uniti nel diario Marietto Veneziano. Vi ricordo che questa live va anche col sonoro in onda sul canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e se non vi siete ancora iscritti sarebbe bello se lo faceste sia il mio che quello di Hildegarda. Ma iniziamo un po' questo discorso, cioè nella storia ufficiale è arrivata la liberazione, sono diventati tutti Papa Ciccia e finita la guerra. Nella realtà voi dovete pensare che fino al 45 70-80% delle persone era analfabeta, era andato in guerra convinto di fare la cosa giusta e ha fatto la cosa giusta chiaramente. Quando è finita la guerra i reduci dei campi di concentramento nemici oppure persone che erano in Russia, quei pochi che si sono salvati, ci hanno messo più di un anno a tornare, 2, 3, tornavano in ordini sparsi. Io ho conosciuto un militare che ha sbagliato strada, è arrivato in Cina, è tornato indietro dalla Cina. Ciao Graziella. Quindi la storiografia ufficiale dice che finita la guerra tutto Papa Ciccia e nella realtà i militari che oltre ad aver subito 5 anni di guerre e violenze di tutti i generi, no? Quando è finita ufficialmente ci hanno messo 2-3 anni a tornare a casa. E quando sono tornati a casa questi uomini che erano anche padri di famiglia, non è che dovete pensare che un militare è un pezzo di ferro e basta. Era un padre di famiglia che avevano abbandonato la famiglia, lasciato la famiglia per servire la patria e il sacro suolo italiano. Cosa hanno trovato? Hanno trovato che molti, non tutti chiaramente, molti, al posto che andare a servire la patria, erano scappati come conigli nei boschi per non servire la patria, per non difendere il paese, la gente. E quando erano tornati giù si erano cercati ed erano diventati tutti partigiani. Noi abbiamo avuto un vero partigiano che è stato anche Presidente della Repubblica, che anche il capitano degli Alpini di Torino omaggiava e vedeva e sapeva il suo valore. Sandro Pertini è stato un grande partigiano. Ci sono stati grandi partigiani che credevano in quello che facevano e lottavano per quello che facevano. Ma c'era un 60-70% invece che erano dei criminali che si sono messi la scritta partigiano. E il problema è che queste persone qui, quando sono usciti dai boschi, dalle tane dove si erano nascosti, non avevano mai combattuto, purtroppo hanno fatto delle nefandezze, delle cose brutte alle persone che erano senza il marito perché o era morto o era disperso nei campi di battaglia o che non riusciva più a tornare. Quindi chiaramente questi partigiani erano anche delle persone semplici, bisogna ammetterlo. Molte erano persone semplici che si sono trovate lì tra l'incudine e il martello, hanno cercato di scappare e non prendersi responsabilità. Però quando è finita la guerra questi qui sono stati riciclati ed erano tutti partigiani, salvatori della patria, no? Quelli che ci hanno salvato, che sono morti, sono stati mutilati, hanno preso tutte le vergogne che invece nella realtà ci hanno difeso e salvato, praticamente è successo che questi partigiani, e non tutti, lo ripeto perché c'era un 30% di questi uomini che realmente credeva a quello che faceva e realmente ha combattuto da uomo, da guerriero, ma c'era quel 70% di esseri infami che purtroppo
quando, come si suol dire, finita la guerra, sono diventati tutto in un colpo, uscendo dai buchi, dai nascondigli che avevano partigiani, e hanno infierito sulle famiglie di questi soldati che non riuscivano a tornare, no? Non riuscivano a tornare perché non avevano un'istruzione. Infatti quel tipo che è arrivato in Cina mi diceva che non sapeva la strada di ritorno, non capiva la lingua, e lui al posto che... Ciao Paola. Ciao Sara. Quindi lui al posto che tornare in Europa è passato là per l'India, no? Per dirvi come eravamo messi anche a livello culturale. Erano degli eroi, però degli eroi senza conoscenza linguistica, no? Cioè praticamente. E quindi qui questo gruppo tra il 45 e il 55 ne ha fatti tutti i colori, no? La storia ufficiale non ne parlerà mai di questa vergogna, anzi fanno le parate, no? Sicuramente le parate le fanno quel 30% di veri partigiani, quell'altro 70% che a un certo punto, visto perché che i nostri soldati erano andati a morire al fronte, hanno incominciato a occupare i posti di lavoro, e anche quelli buoni. Quando l'industria ha incominciato a lavorare, si prendeva prima i partigiani e non i soldati, o i militari o i fascisti. Quindi, oltre la beffa di aver perso magari il marito, di essere stati violentati da questi soggetti, che erano dei criminali, non si possono chiamare partigiani, questi prendevano i posti perché si dicevano che erano partigiani, no? Infatti in alcuni comuni la vergogna delle vergogne è che ci sono le lapidi con i nomi di questi che sono morti magari scappando, no? Facendoli passare per partigiani, e dei nostri soldati che sono morti a centinaia di migliaia. Solo adesso in qualche comune ritorna la memoria storica. Quindi voi dovete capire che quel periodo lì era un periodo tosto per molte famiglie, perché non avevano più il marito, il figlio, il padre, che era partito al comando del duce per andare in Russia a salvare quello che potevano fare, no? Io vi ho raccontato in altre pillole cosa c'è sotto la Siberia. Questo l'hanno fatto i soldati di Napoleone, questo l'ha fatto il Führer, e anche gli italiani non si sono tirati indietro in quel momento. Quelli che sapevano cosa bisognava fare hanno fatto la cosa giusta. E in quel periodo lì però non è che erano tutti ignoranti i militari italiani, c'era anche l'elite, c'era i corpi scelti, c'erano gente con i controcoglioni che tornavano indietro, e a un certo punto loro erano al fronte, non sapevano la politica come stava andando in Italia, e quando tornavano chiaramente si ricercavano, no? Quei pochi che poi erano eroi, cioè questa gente qui, se quei conigli scappavano nelle montagne, questi invece avevano i controcoglioni, cioè era gente che era stata sul fronte russo, era gente che aveva combattuto in Grecia, in Etiopia, insomma era gente tosta, non era gente che bandiera, no? Nel senso che quando diceva una cosa, questo qui o vivo o morto la portava a termine. E quindi si sono ritrovati e nel sottobosco hanno incominciato a ricreare un piccolo, tra virgolette, servizio segreto. E appunto, come ho spiegato in altre pillole, chiaramente questi sono racconti di fantasia, non andate a dire in giro che il Marietto le racconta grosse, perché non è vero, io nego tutto. Comunque il capitano del Alpini di Torino era praticamente il leader, perché aveva questi doni e anche altri avevano altri doni, altri esoteristi si sono, come si dice, saltati sul carro del perdente per combattere, e sotto lavoravano, vedevano le cose come erano realmente e lavoravano di fino, no? Chiaramente non potevano uscire allo scoperto questi esoteristi, e avevano sempre dei lavori semplici, vivevano nell'ombra, no? E invece alcuni di questi conigli che erano tornati giù e si facevano chiamare partigiani, invece forse non avevano capito bene la faccenda e
In quel momento lì era stata creata negli Stati Uniti la CIA, dopo la seconda guerra mondiale, che aveva altri nomi prima, e avevano il supporto della CIA, e molti di questi hanno fatto, ciao Carmen, grazie di esserti unita, quindi molti di questi hanno fatto delle nefandezze in alcuni paesi del nord Italia, proprio perché mancavano gli uomini praticamente erano andati al fronte, erano morti, erano rimasti figli piccolini e donne. Questi magari dove si venivano a costruire le nuove fabbriche arrivavano e hanno fatto tutte le nefandezze, anche perché c'erano i reduci che tornavano, cercavano lavoro e venivano presi, torturati in queste fabbriche. Sono racconti di fantasia, non credete a queste cose. Quindi c'è un nome a fantasia, Granelli, no? Un nome a fantasia, se qualcuno si chiamava Granelli, aveva un parente. Granelli era un sadico, e sono ancora gentile, che in questi gruppi industriali era stato assunto e faceva parte diciamo non CIA, ma diciamo che era spalleggiato, in un certo senso protetto da questo nuovo ordine in Italia. E chiaramente i reduci quando tornavano andavano a cercare lavoro, no? E io sto parlando di soldati che avevano servito alla patria, non erano corsi nei boschi a fare il coniglio, era proprio gente che per nulla, perché la paga era una miseria, chiaramente si muovevano, facevano 100, 200, 300 km, erano giovani, volonterosi, gente che aveva sputato sangue per 5 anni e voleva lavorare, voleva riniziare. Questo signor Granelli li prendeva e poi insomma faceva le cose più ignobili che... E questi sono alcune tracce di questi uomini. E a un certo punto cosa è successo? Sapete, il gruppo Bertoldo non è che aveva sempre gli occhi dappertutto, non poteva fare tutto, non era Dio. Però a un certo punto erano arrivate delle voci che c'era questo Granelli, no? Questo Granelli che lui lavorava nelle caldaie, Mi raccomando, questi sono nomi a fantasia, se qualcuno si chiama Granelli, parenti Granelli che erano conigli, partigiani che poi hanno lavorato per la CIA, sono racconti di fantasia. Comunque il morale della favola cosa faceva? Questo qui si divertiva a prendere questi giovani di 22-23 anni che erano partiti a 15 anni a salvare l'Italia, a difendere l'Italia, e quando tornava con la scusa che gli proponevano un posto di lavoro, questi qui poverini dovevano mangiare, insomma era tutto distrutto, era tutto cambiato, li torturava. Allora cosa è successo? Il gruppo Bertoldo aveva individuato questo signore, però purtroppo aveva ancora un karma potente, nel senso che questo Granelli qui aveva sempre potuto fare queste cose per il karma, no? Quindi l'hanno individuato, hanno aspettato 7 anni che facesse tutte le porcherie che poteva, ma non perché non avevano il coraggio, è perché purtroppo il karma gli permetteva di fare quello che voleva, no? E ne ha fatte di porcherie questo signore, no? Giù nelle caldaie. E poi a un certo punto si è presentato il Dante che era piccolino, anche lui aveva qualche anno più di me. Sapete che il Dante è sempre elegante, gentile. Morale della favola, questo signor Granelli a un certo punto è durato 1 anno con l'aiuto del Dante. L'hanno lasciato solamente con un occhio, ma gli hanno fatto tutte le cosine che lui faceva a questi militari che tornavano dal fronte, gliene hanno fatto provare. Gli hanno fatto un occhio, poi hanno chiamato suo figlio e sua moglie e gli hanno fatto vedere quello che lui faceva a questi militari su suo figlio, tanto per provare il gusto, no? Così che anche lui capiva con quell'occhio che gli era rimasto, perché gli hanno tolto gambe e braccia, no? Capiva il gusto di cosa poteva provare un genitore quando vedeva i propri figli martirizzati da questo signor Granelli. Sono nomi a fantasia, questa è una storia a fantasia perché sto per scrivere un libro di fantasia, no? Quindi se qualcuno vuoi rompere le scatole, sappia che sono tutti racconti di fantasia. Morale della favola, questo è uno di questi racconti, no? Dante si è presentato un bel giorno, aveva 12 anni e ha incominciato a tirare il conto. E il Dante poi ha fatto capire al signor Granelli, che aveva un figlio della sua stessa età, cosa si prova quando un genitore vede
un figlio martorizzato come lui faceva ai nostri militari quando tornavano dal fronte, che andavano a cercare lavoro dopo aver servito la patria. Quindi capite che fra gli anni 45, 55 e 60 c'è stato il boom economico, ma ci sono stati molti che proprio sulla, come si suol dire, sull'onda di questa confusione che c'era, capite, hanno voluto saltare sul carro del vincitore, no? E quindi facevano di quelle cose che era incredibile, e non erano combattenti, non avevano servito un giorno alla patria, non avevano fatto niente, erano solo personaggi che erano dei criminali, no? Ciao Daniela, grazie di esserti unita. Quindi questo era un periodo storico tremendo in cui appunto il gruppo Bertoldo cercava di fare quello che poteva, ma in quel momento lì c'era una grandissima paura nella popolazione e l'Italia, vi ricordo, aveva perso la guerra, l'aveva persa e aveva instaurato una rete di spie, di gente che era infame, che doveva prendere il posto dei uomini che avevano combattuto per salvare l'Italia, no? Questa è la storia che non leggerete mai nei libri, forse nel book che farò io a fantasia, però è un racconto di fantasia, non credete a nulla. E questa è come è andato quel periodo fra 55 e 60. Quindi tutti questi alpini che sono tornati indietro, no? Che quando tornavano sentivano che magari il vicino di casa che aveva capite, scappato, gli aveva violentato la moglie, si trovava magari un figlio che non era neanche il suo. Capite che periodo storico tremendo hanno avuto questi soldati? Ed è chiaro che quando il gruppo Bertoldo, come raccontavo ieri, entrava in azione, insomma, questa era gente stanca di vedere questa ingiustizia, aveva già visto la seconda guerra mondiale e non gliene fregava niente di questi qui che non erano neanche esseri umani, erano solamente dei personaggi criminali che si facevano chiamare, come si suol dire, partigiani. Però, ripeto, ci sono stati dei veri partigiani e anche il gruppo Bertoldo li onorava, nel senso che un nemico, se è un vero nemico e se è un guerriero, si onora, ma tutto il resto purtroppo era una vergogna sia per i partigiani che per i soldati coraggiosi, per i guerrieri. E questa, diciamo così, è la storia di questi uomini che hanno sputato sangue e sono sopravvissuti per 5 anni, che magari sono andati in Cina perché hanno sbagliato strada per ritornare qua e che quando sono tornati qua, al posto di essere aiutati a essere integrati, si trovavano le mogli violentati o derubati di tutto, magari gli avevano tolto anche la casa, capite? Questa è l'Italia che ci siamo trovati dopo il 45, in mano a un gruppo di criminali che raccontavano balle di tutti i generi, no? E che sotto il Duce praticamente non erano neanche calcolati per il semplice fatto che ogni volta che il Duce li cercava per andare a combattere scappavano, no? Scappavano o per servire la patria, non mica bisogna sempre andare a combattere, anche servire la patria, scappavano. Quindi questo era quanto. Quindi quando noi vediamo l'Italia come è oggigiorno, che insomma siamo diventati da questo gruppo di criminali che ha preso il posto dei veri uomini che sono andati a combattere, siamo diventati la quinta potenza industriale mondiale, questo vuol dire che qualcuno dietro i quinti ha lavorato. Non è che dal cielo viene giù. Vi ho già spiegato ieri che abbiamo avuto Seveso, abbiamo avuto il vino e metanolo, insomma abbiamo avuto anche noi degli attacchi importanti dall'estero, no? Perché erano gelosi che qui le cose, sebbene avessimo perso, andavano bene, no? Avevamo la Fiat che insomma era il fiore all'occhiello europeo, è stata una delle più grandi multinazionali di auto in quel periodo lì fino agli anni 90-95. Poi è chiaro, avevamo avuto l'Olivetti, la Montedison, abbiamo avuto fabbriche importanti. E poi dopo, per via della caduta del muro, che è stata una grazia di Dio, lo ripeto, per il semplice fatto che dall'est ci volevano attaccare, e infatti
Ieri una mia amicizia sul canale ha scritto che gli dispiace quando sente queste storie dell'est. Il problema è che anche i russi sono andati nei campi di concentramento, 20-30 milioni, con Stalin i russi sono andati nei campi di concentramento e sono morti nei gulash, no? L'Ucraina, che era sotto la Russia, ha vinto la guerra, e i russi, questa parte di ashkenaziti che non ha niente a che fare con i russi, ne morivano 20-25 mila di fame ogni santo giorno. Capite che non è i russi in sé o questa popolazione dell'est, è proprio questo gruppo che di nascosto comanda, e comanda da più di 300 anni. Ed è per questo che Napoleone, il Führer, hanno cercato di andare là e di fermarli. Io ho già raccontato più di una volta quella storia di qualche anno fa, quando in un gruppo misterico un nostro amico era partito ed era andato a mettere un circuito di pace nel mondo sotto un confessionale dove passa una linea San Michele. Morale della favola, io non sapevo niente, mi dice di misurare quel confessionale, io lo misuro e prendo a 10.000 bovis un colpo alla mano, come se avessi il braccio, come se avessi messo le dita dentro la corrente. Morale della favola, nel nostro gruppo c'era una veggente molto potente, senza dirgli niente abbiamo chiesto: ma cosa vedi sotto questo confessionale? E lei aveva visto che 300 anni prima sotto, nelle segrete di questa chiesa, c'era stato qualcuno che aveva convertito una linea, come si suol dire, magnetica, eterica, cioè da positivo l'aveva fatto diventare negativo. Quindi pensate a tutte quelle persone che ogni santo giorno vanno lì pensando che si prendono le energie positive e invece si prendono quelle negative. Quindi capite che questa guerra è infinita, sta andando avanti da più di 300 anni come minimo, ma purtroppo se una volta si sparava col moschettone e per caricare il moschettone ci si metteva mezz'ora, oggi avete visto a Beirut qualche settimana fa che in un secondo si può spazzare via chilometri quadrati di terreno, no? Quindi capite, cari amici, siamo in una nuova era, la gente deve incominciare, non dico a svegliarsi, perché molti sono anche svegli, ma a prendere consapevolezza che angeli colorati, Michelangeli che vengono giù, Gesù Cristo che camminano sull'acqua vanno bene per certi tempi, ma mandare energia colorata o come questi qui che vanno in questi punti cardinali, magari si fa fotografare anche col pendolino. Io anni fa ero amministratore di un gruppo di radioestesia e c'era gente che si faceva fotografare col pendolino davanti alle cattedrali. Il problema è che queste cattedrali avevano tutte le energie invertite, ma loro per riempire il loro ego facevano questo show, no? Mentre comodamente chiunque sa che da casa può misurare le energie di un luogo, no? Però vabbè, questo è quanto, no? Viviamo in questo mondo di edoniste. Quindi, cari amici, la storia è molto semplice. Noi oggi viviamo un po' sovrastimati come nazione. È chiaro che, come diceva Osho, se tu hai qualcosa la mattina si sveglia qualcuno che te lo vuole portare via, quindi noi siamo diventati la quinta potenza industriale mondiale e adesso chiaramente qualcuno vuole portarci via la nostra ricchezza, no? E quindi sapete che avete i circuiti del Marietto Veneziano che se li attivate sono gratuiti, una mano la danno, Poi sapete che c'è la pulizia radiostesica che fa il Marietto, o anche il ciondolo che danno una manina, soprattutto anche il ciondolo, perché il ciondolo ha delle proprietà. Io ho visto come, e lo ripeterò sempre, come certi gruppi misterici odiavano quella figura, quell'albero sefirotico in un modo pazzesco e hanno cercato in tutti i modi di cancellarlo, ma non ci sono mai riusciti. Bene, cari amici, grazie di aver ascoltato il vostro Marietto fino a qua. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard Marietto Veneziano. Stasera sapete che ci sono le live delle Sibille di Hildegard, molto probabilmente alle 21:30, e domani, sabato, c'è niente po' di meno che Hildegard Marietto Veneziano, sempre se Hildegard può venire, alle 16 sul canale YouTube del vostro Marietto Veneziano.
Grazie Marinella di Stati Uniti, grazie Michelle. Quindi, cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima, ciao!